Buon martedì e ben ritrovati a tutti voi amici di Diffusion e di DTV. Martedì, puntata dedicata ai sentimenti. Ormai l'avete imparato, è la puntata in cui Paola Sini ed Emilio Gerboni, il suo coadiutore ma anche il nostro psicologo, ci spiegano come muoverci, come districarci nelle difficoltà dei rapporti di coppia. Lo fanno per i ragazzi che sono sempre con loro ospiti in studio e lo fanno soprattutto per tutti noi. La puntata di oggi tratta un argomento un po' spinoso. Francamente spererei che non mi debba più capitare, ma in ogni caso può succedere in ogni coppia. Speriamo sempre di no, incrociamo le dita. Si parla di tradimento, ma soprattutto si parla di come sopravvivere al tradimento. Salve a tutti, ben ritrovati a una nuova puntata di Love. Grazie per essere qua con noi. Presentiamo subito il mio meraviglioso dottor Emilio Gerboni. Grazie Emilio per essere qua e i nostri ospiti. Abbiamo insomma degli ospiti nuovi, Emilio, quindi gradirei che vi presentaste, così insomma sentiamo le vostre voci e vediamo un attimo di cosa parleremo dopo. Ciao, sono Asia, ho 19 anni. Benvenuta. Grazie. Cosa fai, studi? No, lavoro. Lavori, perfetto, sì. Benissimo. Poi abbiamo Nicolas, bentornato. Grazie, ciao a tutti, sono Nicolas, ho 20 anni e studio giurisprudenza. Ciao a tutti, sono Alessandro, ho 33 anni e lavoro. Ciao Alessandro, benvenuto. Buonasera, sono Luca Sandri, ho 41 anni, sono padre di famiglia e sposo di una meravigliosa donna. Fantastico. Ciao a tutti, sono Mara, ho 19 anni, sono una studentessa e studio, faccio l'educatore sociale e culturale, che è una facoltà sotto psicologia. Benissimo, allora benvenuti a tutti, un gruppo variopinto. Esatto, sia per età che per attività. Assolutamente, e quindi insomma noi parliamo di un argomento che purtroppo o per fortuna a volte, perché non sempre si tratta di una sfiga a 360 gradi, a volte una fortuna per salvarsi da situazioni ben peggiori, però purtroppo è una cosa che è abbastanza universale, di genere e anagraficamente parlando altrettanto. Si parla di infedeltà. Quindi come sopravvivere all'infedeltà? Cosa succede quando abbiamo il dubbio di essere traditi o quando sentiamo l'esigenza di tradire? Quindi si crea quel gap dove non si sa bene se stare o se fare una piccola fuga e tornare alla base, oppure che cosa significa ricevere o sperimentare un tradimento. A volte mi è capitato di sentire dagli uomini soprattutto, una volta che lo fai la prima volta poi va tutto liscio, cioè il problema è tornare a casa. Ecco, come vedono l'infedeltà le donne rispetto agli uomini? Perché molti separano il sesso per esempio dei sentimenti, altri invece ci mettono il cuore, quindi investono anche a livello cerebrale loro stessi. Insomma, voi come reagireste alla scoperta o al sospetto di un tradimento o se è capitato a voi di farlo o di subirlo? Sentiamo. Sì, io l'ho subito, un tradimento, e dopo circa 1 anno e mezzo che stavamo insieme, e improvvisamente lui va in vacanza, mi chiama, mi manchi, ti amo, mi manchi, ti amo, dopo 2 giorni comincia a scarseggiare le chiamate, i messaggi. Sarà al mare? Boh, chi lo sa. Sento, amore, c'è qualche problema? No, tutto a posto, domani torno. Torna, c'ha una faccia un po' diversa dal solito. Amore, è successo qualcosa? No. Passano 2 giorni e lo vedo ancora più strano. Senso di colpa. Sì. Che iniziava lì a... Dopo un po' il sesto senso femminile ricomincia a capire un attimino, è successo qualcosa. Boom, questa persona scoppia in lacrime perché si sa, magari anche gli uomini hanno dei sentimenti e possono piangere anche loro ogni tanto. Grazie a Dio, capita di ogni trovare tanto qualcuno. possono scoppiare anche loro e magari sì. E allora improvvisamente scoppia in lacrime, sì, è successo qualcosa. E faccio, spiegami. No, in realtà non è successo niente, ma è perché non ti amo più.
Questo non ti amo più, c'ha un nome per caso? È lungimirante la ragazza. Lungimirante. Allora, no, però dopo un po' le voci che ci sono in giro mi vengono a dire guarda Mara, l'abbiamo visto in giro con una ragazza bionda. No, un attimo. Lui è una persona che non abita neanche tanto lontano da casa mia, lo vedo fuori con questa ragazza, vieni un attimo e a me la rabbia magari ti fa alzare anche le mani, un ceffone, cosa ci posso fare? Vabbè, senti, ogni tanto, ceffone non mi ha ammazzato nessuno, guarda. Sì. L'hai dato il ceffone? Io sì, l'ho dato. A lei o a lui? No, a lui, lei non c'entra niente, alla infatti. fine è colpa di lui. Lui Vabbè, poteva certo. dire assolutamente io sono Però io un fidanzata. ceffonello anche a lei, sai, presa un po' dal... Ed è fatto, insomma, non è che qua stiamo a vedere i dettagli di chi no, insomma. E quindi niente, dopo chiaramente ci siamo lasciati, e lui ha vissuto, vive ancora il suo amore, felice e contento, io invece ho subito molti problemi dall'infedeltà. Ero arrivata a perdere moltissimi chili all'improvviso, ero arrivata a circa 46 kg, non mangiavo, non dormivo, e prendevo delle tisane per dormire, e la gente mi diceva Mara ripigliati che sembri uno zombie, e quindi dopo circa quell'annetto, grazie sempre alla famiglia e agli amici che mi sono stati vicini, mi sono ripresa, ho ripreso i miei chili, ho ripreso la mia vita, i miei studi e tutto, e adesso vivo bene, però essere traditi è veramente brutto. Bene, la prossima storia di Mara sarà con un cane da guardia accanto, si sa, addestrato per bene. Lo legherò alla cinghia, stai qui. Esatto. No, effettivamente si scherza, però è un lutto in realtà. Poi, insomma, in qualche maniera interagiscono anche un sacco di fattori. La competizione con l'altra. Capita a volte di essere traditi anche con persone dello stesso sesso, attenzione, perché poi ne ho sentito anche tanti che hanno scoperto comunque delle storie parallele con un outing di mezzo anche, quindi il tradimento ha davvero un sacco di sfaccettature, cioè è un lutto il fallimento, è che cosa ho sbagliato io, quindi è anche addossarsi delle colpe che magari non esistono, quindi non è poi così un argomento da prendere alla leggera, quindi capisco anche perché sei molto giovane, quindi sicuramente l'esperienza poi un domani te le farà vivere in La maniera prossima diversa volta le sto più cose. attenta. Sicuramente, però, e quindi quindi questo non è stato un tradimento, è stato un cambio di giardino fondamentalmente, cioè la pianta Sì, se l'è prima portata era altrove. un non ti amo e poi dopo sei venuto a scoprire che era un c'era. tradimento in realtà. Cioè un tradimento però un passaggio proprio di storia in storia, Sì, nel senso esatto, che non è sì, stata sì, sì. una scappatella e poi si torna No, alla base. almeno posso quindi- dire che ci sta ancora insieme con questa persona, quindi è un tradimento, però dai. Però ha avuto le sue, insomma, il suo iter Sì, poi sì, anche sì, sì. dopo. Va bene, va male, non è che va bene, voglio dire, però insomma, ognuno la vive appunto come la subisce. Luca, adesso io non è che pretendo che tu vada lì a raccontarmi... Allora, secondo me al tradimento non ci si abitua, cioè una persona se si adatta al tradimento del partner è perché è succube di questa persona e per quanto mi riguarda non potrei mai accettare. Quando ero giovane, che avevo l'età di Mara, mi sono divertito, ne ho fatte di tradimenti, ne ho subiti, ma credo che Mara sia solo una crescita personale che serva per trovare poi un giorno la persona che ti aprirà il cuore, che darai veramente tutta te stessa e viceversa, sia nel bene che nel male, cioè quando i rapporti, un rapporto d'amore ci possono essere dei momenti bellissimi e dei momenti molto forti, però che servono per crescere e tutte le esperienze, anche i tradimenti, servono per maturare. Quello che Sì, è successo a me. ma più che altro ti rendi conto poi una storia normalmente finisce male oppure non finirebbe affatto, allora che sia un tradimento piuttosto che un non ti amo più sincero, piuttosto che un'altra situazione, il dolore lo provoca la fine di una storia con una persona che tu ancora ami, ecco, fondamentalmente questo è quanto. Il tradimento è doloroso perché tu inconsapevolmente vai a dare anche delle colpe a una terza persona, ti metti in competizione, quindi ti crea ulteriori insicurezze.
però ti aiuta ad aggiustare il tiro, nel senso che affini te stessa, le tue antenne percettive, ti fidi un pochino di meno, o comunque ti lasci andare ancora con più calma, con più, a volte insomma ci si innamora, questi colpi di fulmini repentini per poi renderti conto che hai investito tanto in una persona che magari non conoscevi. Quindi con il tempo anche il tradimento ogni tanto può essere apprezzato da diversi punti di vista, non proprio il tradimento di per sé, però alla fine di una storia con una persona che tanto si sarebbe poi rivelata tale. L'importante è alla fine concepire il fatto che non tutte le persone che amiamo sono bilateralmente la nostra metà, ecco, quindi poi 19 anni, ma che te ne frega Mara, ma figurati, Serena. Ok, insomma, passiamo la palla a un'altra signorina. Allora, io non concordo con quello che ha detto Luca, che per accettare un tradimento bisogna essere, diciamo, succube. Perché a me è capitato, vabbè adesso con un ragazzo che non ci sto più, ci siamo appena lasciati, però fa lo stesso, che stavamo insieme da un anno e è capitato che io ho scoperto che si era sentito e visto con una ragazza che io conosco anche, quindi ci sono stata molto male. Una tua amica? No, amica no, però diciamo che poteva esserlo, eravamo molto, cioè ci parlavamo tranquillamente, Una quindi non si era mai conoscente, aspettato, ok. esatto. E quindi niente, è capitato. E non nego che sono stata malissimo, non nego che è stato difficile rifidarsi, difficile perdonare, però io credo che alla fine se sei innamorato veramente, non lo so, è una cosa incondizionata. Cioè a me io non volevo perdonare perché ero più nervosa che nient'altro, più che triste ero nervosa, incavolata, però boh, è stata una cosa incondizionata e sono riuscita a perdonare, cioè sono riuscita ad andare avanti, cioè come chiudere un occhio, non lo so, e a star bene, rifidarmi. E infatti sono andati avanti 6 anni comunque, questa storia è andata avanti 6 anni ed è stata bellissima comunque, cioè non ci sono stati più problemi, insomma. Cioè, quindi per me si può perdonare o no, dipende poi dalla situazione. Ma c'è qualcuno che dice che l'importante è fare le cose per bene, nel senso che io non sono molto di questa ipotesi perché sono monogama al 100%, ma è proprio una questione deontologica di non sapermi organizzare sentimentalmente se non verso una persona sola. Però ci sono un sacco di persone che in realtà separano decisamente il sesso dal sentimento, dalla relazione stabile, quindi magari vivono con meno gravità il tradimento che fanno, cioè Esatto, molto spesso per l'uomo soprattutto, poi non voglio generalizzare per carità, però magari Emilio mi puoi dare anche il tuo parere ovviamente, per l'uomo magari è anche una ricerca di conferme per se stesso, questo farsi una scappatellina, magari la serata goliardi con gli amici, non so. Ma non sempre conferme, talvolta sì, però è anche semplicemente anche una questione un po' biologica, Certo. semplicemente talvolta è solo una questione di piacere. Ora, piacere in che senso? Piacere in loro ricerca di stessi? piacere, Ok, di ricerca diversità, di piacere nuova fisico, esperienza, ok. quindi di un'esperienza piacevole, una tentazione a cui sul momento non si riesce ad uscire, insomma, cioè se te la trovi di fronte non ti scatta un meccanismo di controllo dal contesto in cui ti trovi. Diciamo questo, che stanno dicendo sempre delle cose molto interessanti e dalla mia esperienza invece da studio di persone che appunto chiedono aiuto in queste tipologie di situazioni, quindi uno dei Quindi traditori seriali? No, non di traditori seriali, cioè di chi magari ninfomane può capitare la sfiga di incontrarlo. No, di chi viene solitamente all'inizio. è la persona ferita appunto che subisce il tradimento, difficilmente è la persona che tradisce che arriva con una domanda di non vorrei più tradire, molto difficile questo. Però spesso una difficoltà è quella di ricostruire la fiducia e la coppia, cioè c'è chi non vuole chiudere, vorrebbe continuare ad andare avanti, ma non riesce a mettere una pietra sopra e rifidarsi. Quindi da lì scatta una dinamica patologica in cui si sta insieme ma con una grande sofferenza e quello diventa l'argomento costante della situazione. Quindi in questi casi se non si riesce a fare il passaggio che ha fatto Asia, quindi ridare fiducia perché comunque vorresti liberartene ma non ce la fai, allora diventa veramente dura, per cui o ci si sgancia dalla persona oppure si aiuta a fare il passo avanti del perdono, esatto, dell'accettazione, quindi anche capendo un po' quali sono quelle parti di sé che sono state ferite.
Il mio dubbio è sempre stato questo, perché in realtà se a me dovesse capitare di subire un tradimento, io ho avuto una storia molto lunga, non credo o comunque non ho mai saputo di essere stata tradita, quindi non conosco questo tipo di problema. Ma se dovesse capitarmi, non so come poter reagire, perché in realtà per una scappatella fine a se stessa, quindi per mero sesso, tu metti in difficoltà o comunque in discussione una storia a cui dici di tenere. E dall'altro versante, se ci tieni, che stai a fare con me? Quindi in realtà io non saprei assolutamente a livello personale come poter affrontare una situazione del genere. Quindi tanto di cappello a te che sei riuscita veramente ad andare avanti. E in questo Paola, infatti, c'è il problema pre-sopravvivenza, post, cioè il fatto di temere di non riuscire a sopravvivere. Certo. Dal dolore di essere stati traditi porta a tutta una serie di comportamenti che comunque vanno a guastare la vita di coppia, perché magari è il controllo eccessivo sul partner, quindi tutte queste cose che invece in un certo senso paradossalmente incentivano proprio ciò che si teme, cioè il fatto che la persona scocciata da questa oppressione poi sente un'esigenza di liberarsi e quindi trova magari in una ragazza pronta a raccogliere così la leggerezza e quindi si sfugge e quindi, vedi, facevo bene a controllarti. È quasi matematico, mi pare che proprio, cioè al di là ovviamente della faciloneria dei comportamenti che adesso sono assolutamente attuali e dilaganti, però pare che proprio una connessione, un filo rosso sia questo incalzare quotidianamente, tipo punteruolo sulla ferita. Che stai facendo? A che ora torni? A che ora, e che fai? E che qua? E che lei? Chi è questa? Fammi vedere il cellulare. Cioè tu proprio stai dicendo al tuo partner vai, cerca altrove, perché in realtà tu sei un gatto attaccato, ecco, per non dire alla spalla, ecco, okay, con le unghie così. Quindi bisogna stare anche molto attenti a non essere noi stesse o noi stessi causa dei nostri mali, perché più stai lì a rompere e più quello avrà voglia di andare a respirare altrove, quindi bisogna farsi un po' furbe, un po' furbi, quindi cercare di godersela finché non siano sospetti. Ecco Nicola, se ti volevo chiedere, se tu avessi il sospetto, noi sappiamo che sei fidanzato, cosa si fa quando inizi a sospettare? Arriva un messaggino in più oppure lo vedi che si nasconde col telefono in bagno o lei, oppure si dice che il tradimento si riconosca nell'intimità, per esempio. Un partner che ti tradisce normalmente cambia atteggiamento nel sesso con te. Quindi quali sono le dinamiche del sospetto anche? Allora, nella mia esperienza appunto non conosco questo tipo di cose, poi appunto si mette sempre il punto interrogativo. Sì, certo, ma anche non conoscerle è già una fortuna, perché se sei stato così bravo da farmele non me ne sono accorta, tanto di cappello. Tanto di cappello. Assolutamente, chapeau. No, secondo me si possono riscontrare appunto nei casi in cui hai detto tu, cioè appunto nei rapporti, nell'affettività, oppure può succedere delle volte, però questo può essere anche, ad esempio il caso del cellulare, può essere anche oggetto di fraintendimento. Ad esempio a me è capitato delle volte di essere brusco con il telefono, io stesso proprio, e magari di toglierglielo dalle mani, eccetera, ma non c'era nessun motivo losco sotto, capito? Era per altre ragioni. Infatti immediatamente magari lei in quel caso si è arrabbiata. Perché poi vai a pensare, perché me lo stai togliendo, cosa stai nascondendo? Esattamente, certo. Dopodiché tu motivi la cosa, che poi anche lì può essere una scusa e può essere la cosa reale, quindi certo, io ho detto la verità, però è chiaro che però è immediato, è vero, questa cosa avviene, cioè succede non solo con il cellulare, magari anche, non so, con le mail, con il computer. Con Facebook, mamma mia, un mi piace, chi è? Con chi hai fatto amicizia? Io conosco degli amici fidanzati che hanno il profilo bloccato, che praticamente lo vedono la mamma, la sorella e la fidanzata, o qualcosa, la fidanzata, tutto cioè, ma che senso ha? Insomma, vivere una storia per poi fare il cane da guardia non ha davvero un senso. Sì, però nel momento in cui forse la è essenziale libertà, dare fiducia, no? Certo, in questo però senso. se non ti sai gestire la libertà che ti viene concessa, cavoli tuoi, passi lunghi e ben distesi. Cioè, fondamentalmente funziona così. Tutto l'elastico del mondo, una volta che non te lo sai gestire, ciao. Cioè, perlomeno io la ragiono così, perché se poi stai... Però è proprio questo, cioè, se non si sa cosa si farebbe nel caso di...
allora spesso si tende a prevenire. Certo. E qui, ad esempio, tu Nicolas, cosa faresti, dato che non hai vissuto questa esperienza, tu cosa faresti nel caso in cui, come pensi puoi predire, Prevenire in che... predire il tuo comportamento in caso di... Tu stasera torni e la tua fidanzata sta facendo le valigie. Beh, E ti dice: io vado una settimanella in pausa di riflessione in Brasile. Sai com'è? no, le Vado a fare pause, l'epifania. stavate parlando prima, no, delle pause, ma anche a quelle cose credo poco. Secondo me potrei reagire in due modi, io personalmente. Allora c'è quello proprio estremista, proprio inesorabile, di dire arrivederci, Ciao. baci e abbracci, oppure forse quello più moderato e quindi l'opportunità di chiudere l'occhio, però bisogna vedere se ho pazienza di farlo e se ci sono due aspetti, tolleranza e mantenere poi la propria dignità. Cioè, come diceva lei prima, è possibile, a mio avviso, chiudere un occhio e andare avanti e perdonare magari una sciocchezza che magari delle volte non è neanche ragionata con la testa ma con il fisico. Con l'impeto, esatto, la furescia. Esatto, con l'impeto. Però bisogna vedere se tutto questo rientra in un target di dignità, in un tasso di Accettabile. dignità che sia accettabile. ecco. Assolutamente. E niente, l'altra cosa appunto è la tolleranza. Un po' di tolleranza ci vuole, Benissimo. vicendevole. Comunque l'argomento è vivo e noi ne parliamo immediatamente dopo la pubblicità. A dopo, ciao.